Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina e questo è Papino. Peppa Pig! Bianco, rosso e rosa. Stamattina Peppa Pig si dedica al bucato. Papà, di chi è quella maglietta bianca? Questa è la maglietta del Real Madrid. Forse a Peppa Pig lo prendono nel Real Madrid. Adesso vado a parlare con il procuratore. Speriamo buona, ci rimarrò più. Ciao! Bambina, che succede se si prendono a Papino nel Real Madrid? Ci facciamo i soldi come a Ronaldo. Sì, diventiamo come Ronaldo. Allora ci tocca festeggiare. Si sciuccrire con quella panza. Oh no! Marò, bambina, abbiamo sporcato la maglia del Real Madrid di Papino. Mannaggia morto. Mosiend, facciamo la lavatrice prima che papà viene e ci cazzia. Vediamo se c'ho altre cose bianche da lavare. Aspetta. Oh, anche la mia maglietta si è tutta insanchiata. Mamma Pig e George hanno trovato altre cose da lavare. Bene, ora mettiamo i panni in lavatrice. Ecco qua. E voilà. Peppa, ma che tieni a maglia reale? Ah, ho messo a lavare la maglietta in lavatrice. Cosa? Mannaggia che te vivo. Guarda, mammina, com'è pulita. Peppa, mannaggia capatoi. E che sei indappato da mo che viene qua? Peppa Pig è tornato dal lavoro. Ottime notizie! Sì, qual è l'ottima notizia? Mosiend. Mi hanno preso a fare il racchettapalle di riserva nel Real Madrid. A proposito, la maglietta si è asciugata? Sì, vabbè, non facci scemo. Caccetta la maglietta che tengo le prove. Mo vedo. E questa? Si è scambiata per colpa di tua figlia? No, e mo come faccio con questa maglietta a femminile? Puoi sempre fare il racchettapalle nel Palermo! O Palermo, in Serie B, con Zambarino. Se chi mi licenza prima e mi piglia.